Veramente, colpa nostra perché non riusciamo mai a chiuderla bene, appena qua poi il campo pure lo permette, che appena molli un attimo ti recuperano subito come si è visto, siamo andati sopra 3-0, non siamo riusciti a chiudere, ci siamo un attimo fermati ed ecco alle tre pari e poi per fortuna, diciamo insomma, per fortuna, vabbè, ho pescato il tiro del giovedì e niente, siamo riusciti a vincere e a portare a casa questi 3 punti. Sì, vero, tu quello che hai detto, tutto vero. Anche il campo che comunque permette questo tipo di gioco, essendo molto piccolo, quindi ci sta un'azione da una parte e un'azione dall'altra. Ecco, oggi ci ha detto bene che è stata l'azione dalla parte nostra, ci poteva di male sul tre pari, però ecco, se andavamo a perdere comunque per colpa nostra, perché è una squadra, stavamo sopra 3-0, non potevamo andarla a pareggiare e poi magari pure a perderla. Per fortuna, come ho detto prima, siamo riusciti a vincerla. E niente, sì, a proposito della fisicità è vero, non solo tecnica, anche corsa, perché comunque questo è ormai uno sport tutto di corsa, non solo di tecnica, la tecnica non basta e quindi per fortuna ci stiamo adeguando anche a questo e niente, per fortuna anche oggi abbiamo portato a casa i 3 punti e ora siamo quarti, a pari punti con il Cotton, mi pare, sì, col Cotton. Forse, comunque siamo quarti, noi guardiamo noi e cerchiamo, ora vediamo la prossima, insomma, senza guardare gli altri, partita dopo partita cerchiamo di fare il più possibile. Vero, vero, complimenti a Andrea che ha tenuto botta a un attaccante del genere, non è nonostante non è il suo ruolo, quindi sta anche fuori ruolo, però ecco, lui è alto e fisico e quindi è stata anche tra virgolette studiata a mettere lui proprio difensore centrale per tenere l'attaccante loro che sapevamo che era molto, molto fisico. Grazie Complimenti. Agliotti, in bocca al lupo, caro. Crepi.